Una crescita lenta ma costante dei contagi, con dati relativi all'ospedalizzazione in aumento, ma ancora ampiamente sotto la soglia critica. I dati relativi all'emergenza Covid in Sardegna degli ultimi 15 giorni restituiscono la fotografia di un contesto pandemico influenzato dalla ripartenza della stagione turistica e dal consolidamento della zona bianca, con l'arrivo dei visitatori da fuori regione e con la riconquistata mobilità sul territorio dei cittadini. I contagi, dopo un mese e mezzo di calma, hanno ripreso a risalire, attestandosi negli ultimi 10 giorni tra le 250 e le 300 unità al giorno. Fronte caldo di questo periodo è soprattutto la città metropolitana di Cagliari, che sta ormai per raggiungere il numero totale dei casi registrati in provincia di Sassari, quella più colpita specialmente nelle prime due ondate pandemiche. Solo ieri 154 dei 282 nuovi casi sono stati registrati nel capoluogo di regione. Dalle poche decine di casi di fine giugno a oggi, la velocità con cui la variante Delta ha trovato terreno fertile nell'isola fa comprendere come la battaglia contro il virus sia tutt'altro che terminata, ma dai dati spunta anche un'altra evidenza. Il numero dei ricoverati e delle terapie intensive non cresce alle stesse proporzioni, rimanendo sotto controllo. E lo stesso si può dire dei decessi, che diventano sempre più rari, indice del fatto che la campagna vaccinale, ormai a pieno regime non solo in Sardegna ma in tutta Italia, sta dando i suoi frutti, riducendo fortemente i sintomi in chi, già vaccinato almeno con la prima dose, dovesse venire nuovamente a contatto col Covid, salvando così se stesso da conseguenze potenzialmente gravi, ma anche la comunità.